Riunione operativa oggi presso il comune di Realmonte per la vicenda relativa al sequestro della Scala dei Turchi avvenuto qualche giorno fa da parte della Procura di Agrigento. Presenti tra gli altri l'assessore regionale al territorio e ambiente Salvatore Cordaro, che d'intesa con il governatore Musumeci ha deciso di incontrare i rappresentanti istituzionali, presenti anche il comandante della Capitaneria di Porto Gennaro Fusco, delegato dal procuratore patronaggio, il sindaco di Realmonte Lillo Zicari, l'onorevole Giusy Savarino, presidente della Commissione Ambiente, l'ingegnere Calogero Foti del Dipartimento regionale della Protezione Civile, insieme a quello di Agrigento, il direttore del demanio, dottoressa Olimpia Campo, custode del bene, i rappresentanti del Corpo Forestale, la Sovrintendenza dei Beni Culturali. Per la Regione la Scala dei Turchi va ammirata e tutelata come nel disposto del procuratore che mira alla fruizione dell'area coniugando il diritto del visitatore con l'esigenza della salvaguardia ambientale del sito. Quanto fatto dalla Procura è stato importante per chiudere una vicenda che da troppo tempo ormai stava diventando, insopportabile, no? Abbiamo espresso plauso per il provvedimento della Procura, mette chiarezza, stabilisce da quel punto di vista, anche se siamo in una fase iniziale e cautelare, che il soggetto, questo è lo stato dell'arte, poi vedremo quali sono gli approfondimenti, sedicente proprietario in realtà non ha dimostrato di esserlo. Per questa ragione la Regione Siciliana, su indicazione del Presidente Musumeci, sta intervenendo, stiamo lavorando, ripeto, non vi faccio anticipazioni perché è proprio la riunione quella che determinerà il percorso, anche se noi le idee le abbiamo chiare. Uno dei motivi della Procura è stato quello di mettere in stato di sicurezza la Scala dei Turchi, a parte la proprietà. Sulla Scala dei Turchi abbiamo lavorato già da tempo, peraltro mettendo in sicurezza il costone sud-ovest con un intervento della struttura del dissesto idrogeologico. Dobbiamo comprendere adesso come, ripeto, e mi fermo qui e vi ringrazio, come mettere la parola fine a questa vicenda e come iniziare una nuova pagina a tutela della Scala dei Turchi e perché i visitatori possano godere, senza pregiudicarlo, questo straordinario sito ambientale. Un momento importante per la Scala dei Turchi, si decide anche il da fare, no? Ma spero un momento risolutivo, mi pare che siamo vicini alla fine di questa vicenda. Io mi auguro nell'interesse generale, ma soprattutto nell'interesse della tutela della Scala dei Turchi e dei visitatori che in futuro mi auguro possano tornare a visitarla nei modi che verranno stabiliti, insomma che si metta fine a questa questione, che si faccia chiarezza e mi pare che siamo nella giusta direzione. Questa di oggi è una riunione tecnica in cui sono intervenuti, oltre all'assessore regionale al territorio e ambiente Cordaro, anche gli uffici del territorio e ambiente, del Genio Civile, della Protezione Civile regionale, la Capitaneria di Porto che ha svolto un ruolo importante, la Forestale, insomma un po' tutti gli uffici che possono intervenire e dare un contributo alla soluzione della questione ormai che dura da troppo tempo. Quindi sono fiducioso sugli esiti di questa riunione e sugli esiti tutta dell'intera vicenda. È importante sottolineare questo, che il governo Musumeci è stato molto attento e presente a questo territorio, perché la Scala dei Turchi ha già avuto un importante investimento e i lavori sono già conclusi sul versante sud-ovest. Ora bisogna intervenire anche su un'altra parte, che è la parte est del costone, ma in tutto questo l'attenzione del governo regionale, della commissione che io presiedo e rispetto a questo territorio è un importante bene che noi vorremmo diventasse proprio patrimonio dell'umanità, è massima, forse non lo ha mai avuto in tutti questi anni. Oggi è intervenuta anche la Procura, ha messo chiarezza rispetto a una vicenda giudiziaria che era in corso e questo ci aiuta a sviluppare un percorso proprio a tutela di questo bene e per la massima fruibilità turistica della Scala dei Turchi.